Luca Carraro è stato eletto in telecronaca già MVP della partita, già a metà del secondo tempo, ma non da me, dal tuo compagno Federico Crepaldi, quindi credo che ti faccia ancora più piacere questo. Fa piacere, ma lui è di parte, poi aveva la coscienza sporca perché stasera era fuori, ci ha lasciati in numero ridotto, no dai scherzo. È stata una bella partita, sono contento della prestazione di tutti, in particolare anche la mia, perché come ti dicevo prima dell'intervista, una volta all'anno faccio 3 gol e mezzo, come hai detto tu, quindi mi sono giocato il jolly. Pensa che Crepaldi era talmente contento della tua prestazione, a un certo punto ti ha chiamato il capitano, poi ha detto no scusa, ho fatto un lapsus, lui era il mio storico capitano, però Sì. questo fa capire anche insomma che c'è l'unione che c'è fra tutti voi anche nel gruppo intero. Sì, in spogliatoio quando chiamano capitano ci giriamo in due, quindi sei sempre che qualcuno risponde, no dai, a parte gli scherzi, tanti compagni qui all'Antenore erano con me al Padova, quindi sì, insomma mi fa piacere essere per loro chiamato capitano. Senti, cosa è successo nell'ultimo mese e mezzo? Ci eravamo lasciati con un Antenore che viaggiava verso la vetta della classifica, poi gli infortuni forse hanno un po' inciso. Ma guarda, sì, non è neanche giusto nascondersi dietro gli infortuni, anche perché abbiamo una rosa comunque competitiva e numerosa. Chiaramente quando perdi delle pedine importanti, tra cui Federico Bertotti, che era il nostro capocannoniere, è tuttora il nostro capocannoniere anche se è un mese che non gioca, la sua assenza si fa sentire. Non darei la colpa agli infortuni, darei la colpa forse a un calo di tensione che probabilmente in un certo momento della stagione ci può anche stare, non dovrebbe starci, ma purtroppo a volte capita. L'importante adesso è risollevarsi perché noi ci crediamo ancora, il campionato è lungo e quindi partita per partita lottiamo fino alla fine e poi alla fine guardiamo la classifica. Primo posto insomma dai ancora alla portata, 4 punti si possono recuperare. Purtroppo non dipende solo da noi perché dipende anche dal Bissuola ovviamente e noi come ti dicevo ci proviamo fino alla fine, se poi loro perderanno qualche punto noi saremo, speriamo, pronti a rubacchiargli questi 4 punti che ci separano da loro, dai.